Padre Claudio Bratti, vice postulatore della causa di beatificazione di Padre Cosma Spessotto, e a Vittorio Veneto alcuni giorni presso il convento di San Francesco. È passato all'azione per un saluto e anche per informarci su alcune novità relative alla figura di Padre Cosma. È passato quasi un anno dalla beatificazione di Padre Cosma. Quali sono i suoi ricordi della beatificazione e eventualmente anche quali possono essere i prossimi passi relativamente al percorso verso la canonizzazione di Padre Cosma? Ecco, posso dire a distanza di un anno, l'impressione della grande partecipazione che c'è stata da parte del popolo per la beatificazione a San Salvador e anche al paese dove è morto, San Juan Nonualco, e adesso tutti aspettiamo il miracolo, cioè il processo di beatificazione è finito. Non occorre adesso né testimonianze né niente, basta che Padre Cosma faccia un miracolo serio, come era successo con Monsignor Albino Luciani, ecco, Sua Santità Albino Luciani, e una volta che otteniamo quello, allora si passa subito senz'altro alla canonizzazione. Ma devo dire che la partecipazione oppure la affluenza della gente alla tomba di Padre Cosma, da quello che mi informano da quella parte, è molto forte, cioè è cresciuta a dismisura dopo la beatificazione. Quali sono secondo lei i motivi di questa devozione, di questo fervore ancora così particolarmente vivace nei confronti di Padre Cosma? I motivi sono, direi semplicemente questi, che sono legati alla popolarità. In questo senso, quando ho iniziato il processo di raccogliere le testimonianze, io mi sono accorto, oppure sono arrivato alla conclusione, che si trattava di un piccolo curato d'ars adattato a quell'ambiente. Un padre, va bene, francescano, sacerdote, direi proprio della nostra terra. E queste sono caratteristiche che dobbiamo tenere presenti. Ciò che significa essere, direi, veneti, lo sto, direi, valorizzando più adesso, e il servizio verso la gente. Io ho trovato in quasi tutte le testimonianze che sono venute a darmi la gente semplice che mi diceva, a qualsiasi ora, a qualsiasi condizione di tempo che ci fosse, sole, pioggia, vento, eccetera, lui veniva a amministrarsi il sacramento dell'estrema unzione oppure di quello degli ammalati. La sua parrocchia comprendeva 3 municipi, quindi voi altri pensate bene l'estensione della parrocchia, con circa più o meno 30.000 a quei tempi, 30.000 abitanti. Oltre a quello si presentavano, perché questo succede a questo ambiente, delle persone che portavano la moglie oppure la parente che stava per partorire per chiedere al Padre Cosma che lo portasse all'ospedale. Questo succedeva anche alle 2 del mattino, 4 del mattino, 10 di sera. Ecco, Padre Cosma non si è mai negato, li ha sempre portati, tanto così che è nata anche un detto che qualche bambino è nato dentro del suo fuoristrada. Ecco, questi sono degli elementi della popolarità, la gente che sente questo pastore che ci ha servito in tutto e per tutto, ha donato totalmente la vita per noi. Un anno fa abbiamo seguito anche da Vittorio Veneto la beatificazione grazie all'azione, alla Tenda TV. L'azione ha dedicato diverse pagine proprio alla sua figura. Tra poco ricordiamo appunto la beatificazione il 22 gennaio e poco dopo anche il centenario, il 28 gennaio, compierebbe Padre Cosma ben 100 anni. Secondo lei qual è il messaggio, la caratteristica che potremmo tenere in considerazione come eredità che ci lascia Padre Cosma e anche come potremmo fare per mantenere vivo il suo ricordo tra noi oggi? Teniamo ben presente, direi, 2 cose. La prima è questa. La Chiesa sarà sempre attaccata
dalle forze, diciamo, avverse, chiamiamole così in termini generali. In questo momento in cui, per motivi o politici o quello che sia, si cerca di denigrare sia il clero e soprattutto la Chiesa cattolica, ecco, credo che una figura che abbia donato totalmente la sua vita per il servizio degli altri sia bene sottolinearlo. Curioso che una delle persone che è venuto a testimoniare da me, che era una maestra di scuola, mi disse: si vede che padre Cosma ha rinunciato a una famiglia materiale e ha adottato come sua famiglia la parrocchia e i parrocchiani. Infatti questo è il principio del nostro voto di castità, sia per i sacerdoti diocesani che per quelli religiosi e anche per le suore. Rinunciamo a una famiglia materiale e adottiamo come propria famiglia la Chiesa. Questo direi è il primo elemento. Il secondo elemento è questo: dobbiamo tenere presente che il mondo laico porta avanti certe figure come eroi, ma si tratta di quel piccolo momento in cui hanno fatto quel atto eroico. Mentre per noi, per la nostra Chiesa, si tratta di questi eroi della fede che però ha condizionato, se voi volete, in forma positiva tutta la vita. Quasi potrei dire, da quando hanno preso l'uso della ragione fino alla morte. Questo teniamolo presente. Un messaggio per tutte le persone che ci stanno seguendo in questo periodo in cui ci stiamo avvicinando appunto al centenario della nascita e alla beatificazione di Padre Cosma. Ecco, ogni evento deve essere occasione per riflettere e far crescere la nostra fede e la nostra vita di comunità e la vita dei rapporti con gli altri. Quindi approfittiamo di questa occasione.